eccetera. No, questo no, io penso sempre, sono un pensatore, penso la notte, il giorno, sempre, sempre, e penso che in fondo non siamo niente, nessuno. Non siamo niente nessuno. Nessuno e niente. Allora non vale il lottare, principe? No, vale il lottare per gli altri, per rimanere qualche cosa agli altri. Lei lascerà qualche cosa, principe? Io no, non lascio niente come non lascia niente nessun attore, che noi vendiamo delle chiacchiere. Principe, per mettere l'aviazione lei ha costruito tutta una particolare mimica, una particolare interpretazione, una particolare storia sua, personale. E ma che cosa serve tutto questo? Un falegname è più di me, un falegname lascia una sedia che può vivere nei secoli, io lascio delle parole che dopo una generazione non se ne ricordano più. Mi diranno chi è quello? Ah, quello sì. Qualche po' Pedrolino, la Dusa. Sì, qualche volta diciamo Pedrolino, la Dusa. Noi, ma fra 100 anni, chi li conosce più? Chi li sa più? Cosa abbiamo lasciato noi? Cosa lasciamo? Niente. Chi più di lui, compare Totò, il vero santo da presepe, il nuovo Benigno.